Ciao a tutti! Oggi facciamo insieme gli arancini o le arancine a secondo di dove vi trovate in Sicilia. Gli ingredienti sono un risotto allo zafferano, mantecato con molto burro e parmigiano e ben freddo, un ragù di carne mista di manzo e maiale ben ristretto, ben freddo anche lui, una besciamella molto densa, fredda, formaggio morbido tipo caciotta e piselli lessi. Iniziamo il nostro arancino. Prendiamo un po' di riso e schiacciamolo bene sul palmo della mano, più sottile possibile. Poi cominciamo a farcirlo abbondantemente con il ragù, la besciamella, un po' di formaggio e qualche pisello. A questo punto prendiamo ancora un po' di riso e mettiamolo sul nostro ripieno e iniziamo a pressare delicatamente, ruotando l'arancino tra le mani, sempre pressando ma piano, in maniera che il riso si compatti e prenda una forma rotonda senza alcun buco e senza che il ripieno fuoriesca. Ecco il nostro arancino. Dopo aver fatto riposare gli arancini in frigorifero per 12 ore, preparate 3 piatti con farina, uovo sbattuto e pane grattugiato. Passare l'arancino nella farina. Poi nell'uovo sbattuto, avendo cura di ricoprire l'arancino interamente di uovo. Infine nel pane grattugiato, pressando delicatamente per farlo aderire bene da tutte le parti. Ora l'arancino è pronto per la frittura. Friggere in abbondante olio a 160 gradi, rigirando gli arancini spesso finché non sono dorati da ogni lato. Ci vogliono circa 8-10 minuti in modo che il formaggio all'interno si sciolga perfettamente. Gli arancini siciliani al ragù sono pronti. Questo è il risultato e buon appetito!